Ciao a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati nel penultimo video di giornata, se non mi sbaglio. Perché uscirà questo video qua dei pronostici di Champions League e l'ultimo video, cioè penso che farò uno shorts di Juventus Milan. Bene, abbandonate chiacchiere e iniziamo questo pronostico di Champions League. Allora, io ho pronosticato le prime 24 squadre. Vi farò un breve riassunto. Non ne ho fatte tutte e 36 perché se no ci mettevo troppo e questo video durava un'ora. Allora, partiamo tra le prime 8, quelle là che si vanno a qualificare direttamente agli ottavi, che sono Bayern Monaco, PSG, Atletico Madrid, Real Madrid, Liverpool, Napoli, Inter e Barça. Che queste qui che vi ho elencato sono secondo me tutte le squadre che andranno agli ottavi di finale, dalla prima all'ottava. Poi ora vi andrò a pronosticare dalla nona alla 24esima. Vi faccio le divido, faccio dalla nona alla 15esima e dalla 16esima alla 24esima. Partiamo dalla 16esima alla 24esima, cioè partiamo dalla 24esima alla 16esima. Allora, 24esima posizionata Atalanta, poi 23esima Bayer Leverkusen, 22esima squadra classificata che andrà ai playoff sarà il Villarreal. Poi la 21esima squadra che andrà ai playoff sarà il Monaco. Poi la 20esima sarà l'Olympique Marsiglia. Poi la 19esima squadra sarà lo Sporting Lisbona. 18esima squadra classificata sarà l'Eintracht Francoforte. Molti pensano, molti youtuber che sono andati a vedere magari qualche video, ho visto che l'Eintracht Francoforte l'hanno messo 25esimo, 26esimo classificato, che secondo me è sbagliato perché vi dico il mio semplice parere, se avete qualcosa in contrario me lo potete dire qui sotto nei commenti. Stavo dicendo, l'Eintracht Francoforte secondo me da 2 anni a questa parte, dalla stagione 23-24, secondo me sta alzando sempre il livello, si sta andando a migliorare, dai. E quindi secondo me andarla a mettere in una zona dove non si fanno né playoff né si passa direttamente agli ottavi è un po' secondo me è sbagliato perché sta una squadra in costante crescita e in costante miglioramento. Vabbè, poi la 17esima classificata, vedete come ve lo dico, sarà l'Athletic Bilbao, che secondo me passerà ai playoff, vedete. Poi 16esima classificata e qui finiamo la prima parte dei playoff. 16esima classificata secondo me sarà l'Ajax. Queste squadre che vi ho nominato sono quelle squadre che andranno ai playoff però che non andranno a giocare un grande fase a campionato, quindi sono quelle squadre che rischiano di non andare ai playoff, soprattutto la 24esima, la 23esima e la 22esima. Se sono miste, diciamo, qua tra parte, un paio di squadre, passatemi il termine, c'è il Leverkusen e l'Atalanta, che secondo me si rischieranno di uscire dalla Champions perché l'Atalanta ha perso tanto, Retegui, il caso Lookman che secondo me ha spostato tutti gli equilibri del club italiano.
E poi Leverkusen che ha perso tutta la sua squadra letteralmente, c'è chi è andato a Liverpool, chi l'allenatore che è andato al Real Madrid, Xabi Alonso, chi è andato in Inghilterra, a Sunderland e quant'altro. Quindi sono queste due squadre, se le vedremo in difficoltà in questa Champions League 25-26. Poi passiamo dalla nona alla quindicesima classificata, quelle là che fanno un buon campionato, però non riescono ad arrivare tra le prime otto, cioè quelle là che vanno direttamente agli ottavi. Secondo me, quindicesima Juventus, quattordicesima Club Brugge, che secondo me è una squadra come fortissima come l'Eintracht, che sta crescendo costantemente, molto più dell'Eintracht, che diciamo è sempre stata è sempre stata una squadra difficile da battere negli ultimi anni, una squadra molto forte che può creare difficoltà a chi la incontra, che sia un Real Madrid, un Liverpool o anche un Napoli, uno Sport Lisbona o un Eintracht Francoforte. Poi, tredicesima Borussia Dortmund, dodicesima Galatasaray, undicesima Union SG, la decima classificata secondo me sarà il Manchester City, che diciamo non riuscirà come la passata stagione a passare dagli ottavi tra le prime otto, che farà molta ma molta difficoltà visto il recente infortunio di Rodri. L'infortunio è avvenuto oggi, nella partita di oggi. Dopo arriverà il pronostico di Brentford a Manchester City, dove parlerò anche dell'infortunio. Vabbè, passiamo avanti. Nona classificata Chelsea, cioè quella squadra che fa di tutto per andare tra le prime otto, che magari per parte della Champions ci andrà pure, però poi magari perderà una o due partite che andranno a costare tanto alla posizione che l'ho messa, che sarà secondo me nella realtà. Bene, ora vi andrò ad elencare le quattro semifinaliste e le due finaliste. Secondo me, le quattro semifinaliste saranno Atletico Madrid contro Liverpool, e Barça contro Napoli. Le due finaliste secondo me saranno Barça, Real Madrid. Cioè, che secondo me chi vincerà sarà il Barcellona, che in qualche colpo, diciamo un colpo di fortuna, andrà a vincere la Champions. Diciamo che questa finale sarà un classico, tra virgolette derby, non è un vero e proprio derby, però chiamiamolo così, che potrà andare a giocare il Real Madrid e Barcellona. Il Napoli l'ho messo in semifinale perché spero che Oliund, McTominay e Kevin De Bruyne facciano la differenza e ci facciano arrivare questa squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto in semifinale. Non dico arrivare per forza in finale, ma però non ho messo tra le semifinaliste e le finaliste il Bayern Monaco, il PSG, Liverpool, l'Inter, perché secondo me avranno un qualcosa in meno che le altre che vi ho nominato non hanno.
Bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, nel video del Brentford e della partita Juventus-Milan. Farò uscire due video, uno penso tra un quarto d'ora e poi quello là di Juventus-Milan verso le 11 meno 10. Bene ragazzi, vi mando un abbraccio, forza Napoli sempre e lasciate un bel like e una bella iscrizione.